Ben ritrovati Luca, gentili amici e amiche La Visione all'ascolto. Apriamo la nostra pagina informativa con il primo step della Voce del Friuli. Oggi due ospiti, vi dico subito, all'interno della nostra mezz'oretta informativa. Poi all'interno ci saranno anche le notizie e i servizi del telegiornale. Saluto subito Marco Orioles. Perché ho chiamato Marco Orioles? Semplicemente per capire cosa sta succedendo e che aria tira il Friuli Venezia Giulia dopo questi ultimi colpi di scena, no? Parliamo di bambolotti vietati di colore nelle scuole a Codroipo, le panchine tolte a Udine perché bisogna lasciare spazio al presepe invece del... via dicendo. Insomma, Orioles, lei che è un sociologo e conosce bene la realtà del territorio perché la misura quotidianamente e non sta solo seduto dietro una tastiera, cosa ci racconta? Stiamo osservando in tutta Italia, dal governo centrale alle amministrazioni periferiche, una sfilza di provvedimenti che a me non sorprendono, e dirò perché. È cambiato il vento il 4 marzo, è cambiato il vento nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia qualche tempo ancora prima. Certo. E improvvisamente l'agenda della destra ha libero corso. Può passare, come dice Matteo Salvini, dalle parole ai fatti. E queste parole sono note da tempo. Dietro ad esse c'è un'elaborazione culturale lunga e profonda che ha ampio respiro. Non sono gretti, slogan, non c'è semplicemente un'ostentazione di pregiudizi o di sentimenti razzisti come erroneamente si ritiene. In realtà c'è una serie di ragionamenti sull'identità del popolo italiano, dei popoli europei, dei diritti dei popoli autoctoni rispetto a quelli degli immigrati, che sono ragionamenti che circolano negli ambienti politici e culturali che fanno capo alle varie formazioni di destra, centrodestra, conservatrici, popolari. Esistono anche i conservatori e i riformisti, esiste di tutto nel mondo. Ma c'è di tutto di più. C'è un'efflorescenza di partiti e movimenti, però in questa parte del mondo politico c'è una elaborazione culturale che ha, ripeto, antiche radici e che adesso che i loro esponenti più in vista sono entrati nelle stanze del potere, mettono in pratica attraverso provvedimenti che hanno, secondo me, più natura simbolica. Chiedo scusa innanzitutto per la voce un po' già la ringraziamo che comunque è venuto, seppur colto dai malanni stagionali, colpito dai malanni stagionali, lei è qui comunque a parlare. A riflettere, soprattutto a discutere, no? Perché mi permetta Orioles, come al solito i social network sono i primi a mettersi in moto, no? E ogni tanto si leggono delle cose così campate in aria. Sappiamo che chiaramente chi non ha votato per il centrodestra ma non ha simpatie per Salvini e via dicendo ha già gridato lupo al lupo, no? Stiamo tornando indietro in un grigio, anzi in un nero passato che tutti ci siamo dimenticati. Chi addirittura ricorda che quest'anno nell'80° della ricorrenza delle leggi razziali, stranamente il governo di centrodestra propone di nuovo le leggi razziali in 2.0, insomma se ne sono sentite tante, ma alla fine non si è capito il perché siamo arrivati a questo punto, no? C'è tanta confusione. Semplicemente perché l'immigrazione è un tema che è stato molto sottovalutato, non a destra. Destra ha capito immediatamente che sull'asse immigrazione sì, immigrazione no, più diritti, meno diritti, si sarebbe giocato il consenso politico. Si sono create in questi ultimi anni le condizioni perché il tema immigrazione divenisse ancora più in primo piano che in passato, per cui questo tema è divenuto saliente, rilevante, centrale nella nostra discussione pubblica, ha visto emergere formazioni politiche o riemergere o riproporsi, come nel caso della Lega. La Lega ha conosciuto una rivoluzione interna anche traumatica. Certo. Poi c'è da dire, mi permetta, che Salvini
nasce a sinistra, addirittura i molto movimenti anarchici quasi, in un certo senso. È un cavallo. Insomma, non è che è nato a destra, ma anche Mussolini, ricordiamo, nasce socialista e poi in corso d'opera si sposta a destra perché il socialismo dopo la prima guerra mondiale non ha riconosciuto certi valori. Ma i corsi e ricorsi storici di Gian Battista Vico, no? Però secondo lei, onestamente, visto che abbiamo comunque un Presidente della Repubblica garantista e uno che la Costituzione la mangia come noi magari mangiamo un panino senza nessun problema, le sembra che siamo in tempi in cui il ritorno al passato e ai fasti, in un certo senso per qualcuno, e nefasti per altri del regime ci siano già, cioè le radici sono gettate, dunque le basi sono pronte? Ma chi parla di leggi razziali o di regime dovrebbe darsi una regolata, perché i regimi sono ben altro, sono liberticidi in un senso molto diretto, e le leggi razziali sono state un abominio che è assolutamente improprio evocarle. Certo, i provvedimenti, vi faccio un esempio, i provvedimenti presi dal sindaco di Monfalcone, prendiamo il tetto agli asili, di presenza straniera negli asili, nelle scuole di infanzia. È un provvedimento che certamente ha leso i diritti di qualcuno, in particolare una cinquantina di bambini e relative famiglie che sono rimaste escluse dal servizio, però non ha certamente alterato l'impianto giuridico della Repubblica Italiana. È semplicemente ha messo al centro della scena della discussione il tema: chi ha diritti in questo paese? Gli altri, gli ultimi arrivati, hanno diritto agli stessi servizi, hanno diritto, soprattutto nel caso degli alunni stranieri nelle scuole, hanno diritto a essere in certi casi prevalenti in termini numerici rispetto a una sempre più ristretta minoranza di italiani che si vede schiacciata da una presenza certamente esuberante. E la destra propone ricette chiare, comprensibili, dirette, con lo stile del comando, che suscitano controversie ma che altrettanto ricevono consensi e approvazione. Io credo che di regime si può parlare solo in questo senso, nel senso che il favore che la destra sovranista, populista, chiamiamola come vogliamo, il consenso che sta mietendo è destinato secondo me a durare nel tempo e alla luce dello stato agonizzante. Dall'altra parte dobbiamo dire che a sinistra, eccetto qualcuno, ma la stragrande maggioranza dei cosiddetti esponenti della cultura o della nomenclatura continua a arrampicarsi un po' sugli specchi, no? Perché la risposta è sempre quella, no? Populismo, lei l'ha detto, l'ho sottolineato, no? Populismo, pericolo, eccetera. Probabilmente la sinistra non è riuscita a fare, o il centro-sinistra per essere più corretti, non è riuscito a fare quel passo avanti di crescita, no? Perché sono rimasti un po' indietro rispetto, il mondo va avanti. In altre parti d'Europa abbiamo visto che i movimenti cosiddetti socialdemocratici eccetera hanno subito capito qual era l'intervento da fare per evitare il populismo o comunque un certo piede da parte di altri ambienti della destra e hanno fatto un passo avanti. In Italia sembra che anzi più che un passo avanti la sinistra, il centro-sinistra stia facendo un passo ulteriormente indietro, no? Siamo nella fase della sostanziale dissolvenza. Il trauma, lo shock provocato dalla sconfitta il 4 marzo, dalla perdita di importanti amministrazioni regionali, comunali, ha aperto la questione dell'identità anche in seno al mondo di centro-sinistra, di sinistra, che si trova come scollato dalle percezioni, dalle esigenze, dalla domanda, dalla richiesta da parte del popolo, degli elettori, che non si sentono più interpretati, la sinistra non è più nelle corde del popolo. Ora, anche ammetto di fare una semplificazione parlando di popolo, il popolo è stratificato, non è un'entità unica e indistinta, però è certo che ci sono tendenze che emergono e si affacciano prepotentemente sulla scena. L'esigenza di maggiore sicurezza e di restringere il perimetro dei diritti dei foresti, degli alieni, degli immigrati, degli stranieri ha avuto la meglio in questa tornata storica.
Vedremo se il centrosinistra nel suo marasma riuscirà a uscire dal pantano. Senta, per concludere, Orioles, lei non è un politico ma è un sociologo, ma la domanda gliela pongo lo stesso. Secondo lei la Lega ha preso definitivamente in mano l'elettorato che fu al tempo di Alleanza Nazionale, oppure le strade sono ancora in fase di costruzione? La Lega ha cannibalizzato quest'area che è sempre stata consistente di centrodestra, e ricordiamo che l'ascesa nei sondaggi della Lega e della stessa personalità di Matteo Salvini si pongono a fronte di un deterioramento, di una decrescita a picco del consenso per l'altro polo, che è Forza Italia, che adesso gravita attorno all'8,5%, e quindi ben sotto la soglia della vecchia Alleanza Nazionale. E quindi è ovvio che la spinta, l'impeto salviniano abbia di fatto riconfigurato l'intero perimetro della destra, che si immedesima sempre più nell'agenda politica e nella leadership di Matteo Salvini. E ricordiamo a chi non legge in retroscena sui quotidiani, sui giornaloni, che è abbastanza credibile l'ipotesi che Salvini prima o poi faccia saltare il banco e faccia un'OPA su Palazzo Chigi, e potrebbe anche riuscirgli, specialmente se le trattative sulla manovra andranno male. Visto che dall'altra parte Atene non piange, diluvia, è probabile che qualcosa succederà in vista del 2019. Anno importante, anno di transizione, dove noi ci auguriamo onestamente per il bene del popolo italiano, che le cose migliorino in positivo. Ci auguriamo solo questo, però ripeto, non siamo noi a decretare la fine o l'inizio. Il nostro compito è quello di tenere però l'asticella alta, fare informazione senza avere problemi, perché ricordatevi che quando qualcuno vi racconterà dicendo ma i giornalisti devono essere super partes, sono, come si usa il gergo tecnico, balle. Il giornalista fa il suo lavoro, punto e basta, indifferentemente dalla sua idea politica. Deve raccontare quello che accade senza aver problemi di tirare la zappa sia per chi, diciamo così, parteggia, e sia per chi non parteggia, e nel contesto, se colui per cui diciamo così, non parteggia lavora bene, deve dire che lavora bene. È così, Orioles? È d'accordo? Sottoscrivo. Bene, io ringrazio Marco Orioles. Allora, adesso diamo la linea all'informazione per quanto riguarda il nostro videogiornale, poi torneremo in studio con il secondo ospite e torneremo a trattare di politica, perché verrà a trovarci il segretario regionale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Walter Rizzetto, e continueremo insomma anche con lui a capire cosa sta accadendo dalle nostre parti. Videogiornale e poi di nuovo in studio con la Voce del Friuli.